Un rapinatore con un fucile a pompa tiene sotto tiro la guardia giurata, il secondo, sotto la minaccia di una pistola, si fa consegnare il plico destinato alla banca con 74.000 euro in contanti. Sono le 8 del mattino del 18 luglio scorso a Reschigliano di Campodarsego. È qui che viene messa a segno la rapina ai danni di un portavalori della Civis che stava per entrare nella banca di credito cooperativo. I rapinatori non sapevano che gli agenti della squadra mobile di Padova erano già sulle loro tracce con localizzatori satellitari e intercettazioni telefoniche. In azione, secondo la polizia, un padovano di 45 anni, l'uomo che minacciava il rapinato con il fucile, e un secondo padovano 64enne già noto alle forze dell'ordine e raggiunto in queste ore da un'ordinanza di obbligo di dimora e firma emessa dalla Procura di Padova, che lo accusa di questa e altre 2 rapine a mano armata commesse sempre nel padovano. La prima, il 15 giugno, ai danni di un'azienda, la seconda, l'8 luglio, a un ufficio postale di via Vigonovese. I 2 colpi avevano fruttato un bottino misero, per questo la banda si era subito data da fare, mettendo a segno il terzo e ben più fruttuoso assalto. Individuati i 2 presunti rapinatori, la polizia ha raccolto numerosi indizi di colpevolezza. Trovato il covo in zona Guizza, presso un fiancheggiatore dove è stato nascosto il fucile, mentre sotto un sasso a casa del 64enne è stata sequestrata la pistola. Secondo quanto ricostruito, la banda era pronta a entrare in azione di nuovo a settembre, quando l'assalto a un portavalori è fallito per cause indipendenti dalla loro volontà.